Scatman's World. Raga, prima di cominciare un saluto alla Chapecoense, adesso con il grande Torino e con il Manchester United, dalla Serie D alla finale di Coppa Sudamericana, che è la nostra Europa League. Un abbraccio a tutti, un pensiero alle famiglie, e niente ragazzi, non ci sono altre parole. Bella ragazzi, a tutti del Comandante Veneziano, vai adesso ragazzi, continuiamo la nostra carriera, siamo contro l'Alto Adige, partita in casa da vincere assolutamente, anche se comunque l'Alto Adige è in quinta posizione, ma noi possiamo, anzi dobbiamo fare il risultato. Ok, test fisici, passato il test modulo e anche Domizzi, questa è una buona notizia, ok. Allora. Allora, modulo. Ancora non sono in condizione, ma ne mettiamo Domizzi nel secondo tempo. Per il momento continuiamo così. Capone. Allora, il capone, piantina. Cuzzolone. Ok. Siamo il re 88 con capone, forse non è in condizioni devastanti. Vabbè, mettiamo Marsura. Anche se però visto che senza le nostre ali facciamo fatica, eh? Ok. Per il resto la squadra c'è. Dai, possiamo anche andare, ragazzi. Confermiamo la formazione. Finché la squadra c'è, devi tenere titolare. Purtroppo c'era Capone che era l'88%. È meglio comunque giocare sempre con la formazione migliore dal punto di vista di forma. Le squadre stanno riscaldando. Questi sono 3 punti fondamentali, penso. Bisogna assolutamente portare a casa i 3 punti. Mentre che non ho voluto rischiare, sì. Non voglio rischiare troppo. Appena rientrato, con l'età che ha, non possiamo rischiare. Aspetta che devo rimettere l'audio perché non gioco da solo, lo levo. Ok, vai ragazzi. Pierluigi Penzo, partita fondamentale per dare continuità a questo Venezia, vai. Dai raga. Attenzione. Calcio di rigore per l'Alto Adige. Incredibile. Dopo 5 minuti di rigore. Ma dai. E adesso Facchini ci fa il regalo. Gol. Gol dell'Alto Adige. Incredibile. Rigore inesistente. Dai. Vai Garofalo subito che vuole riscattarsi con un cross. Marsura, Cutrone, traversa. Non c'è... Ah, mamma mia, questa partita è la classica partita che perdiamo di sfiga. A quadro. Dai, Garofalo. Che traversa di Cutrone. Che traversa. Dai ragazzi, solo attaccare Marsura, vai ragazzi. Clemenza, vai avvocato, vai Clemenza della Corte, vai avvocato, bravissimo per Piantina, Simone Edera, la Piantina pareggia al 19esimo, bravi ragazzi. Dai che siamo il Venezia, cazzo, siamo tra i favoriti insieme al Parma. Forlan. Occhio, bravissimo, ma l'uomo che però poi la perde incredibilmente. Fink. No, subito il gol, ma puttana troia. Gigliozzi. Domando di più, non possiamo fare queste figure di merda a quadro. Dai Fofana. Vai Fofana. Sì, vecchio però, muoviti porca troia. Vai Marsura, vai Clemenza della Corte. Vai Garofalo. L'incornata non c'è, Clemenza. A quadro, vai Acqua. Lora ancora per Piantina. Piantina! Mamma mia, che Piantina, ragazzi. Mamma mia, questo è veramente un crack, eh? Per la categoria almeno. 2-2. Almeno le mie incazzature servono, una squadra si sveglia quando parlo. Adesso però dobbiamo fare il 3-2.
Adesso lo pretendo adesso. Vai Lora, vai Filippo. Cutrone no, Cutrone oggi, per il momento Cutrone non pervenuto, attraversa la parte, ma che proprio doveva segnarla. Tanti errori, bravo Lora, mamma che Venezia. Vai Garofalo, vai Garo, vai Clemenza, vai Clemenza, vai Clemenza, vai Clemenza. Clemenza Marcone para. Alto Adige, squadra fastidiosissima, comunque. Punizione, Garofalo la mette all'incrocio. Garofalo! Il Garo 3-2. Buono ragazzi, buono ragazzi, buono ragazzi. Possiamo fare meglio, però in difesa non ci siamo proprio, purtroppo. 78 Garofalo per il momento. Ora proviamo, rimettiamo Domizzi per dargli un po' il ritmo partita. Leviamo Malomo. Comunque Domizzi è un giocatore di esperienza importante. Vai. Dai ragazzi. Rinvio, siamo al 59esimo. Bravissimo Domizzi, eccolo qua l'esperienza. Marsura. Vai Cutrone, Lora. Vai a quadro. Niente da fare, devo fare 4-2 ragazzi, voglio chiuderla. Lo stadio è ancora troppo vuoto per i miei standard. Vai Domizzi. A quadro. Garofalo. Clemenza. Lora. Vai Marsura. Bravissimo, vai Lora, Cutrone. Piantina, vai Piantina, bravissimi! Grandissima azione questa. Grande azione questa. Lora, vai Filippo. Vai Pippo. A Pippo, quadrato. Mettile in mezzo bene. Niente da fare. Facciamo qualche cambio. Allora, oh, madonna, sono morti. Esce Filippo Lora ed entra Leo Sturek. Ok. Abbiamo 68 a quadro, i centrocampisti sono praticamente morti. E mettiamo Melegoni, grande il Melegoni. Me lo godo il Melegoni. Vai. Adesso stiamo su controllo. Parliamo alla squadra. Serrate le fila. Dai. No, cazzo, Tulli. Buttiamola via Domizzi. Vai Domi, che sei vecchiotto la devi prendere. Vai Domi. Bravissimo. Vai Melegoni. Melegoni vede Cutrone, contropiede magistrale del Venezia. E Cutrone oggi sta sbagliando di tutto. Vai Piantina. Siamo al 73esimo, partita difficilissima, mi sta togliendo tantissima energia, la prossima è col Parma, anche Fink, Fink, gol dell'Alto Adige, incredibile. Incredibile, partita pazzesca con l'Alto Adige, la difesa non c'è. Perdiamo 2 punti veramente brutti. Ultima occasione, Stiolak. Sì, veloce, magari che è finita la partita Melegoni. Finisce qua ragazzi, disastrosa prova in difesa. Cutrone. Non ci credo, per poco c'era il gol. Finisce qua 3-3, pesantissimo purtroppo. Male. Ma neanche ti dico, ma non voglio dire niente perché sennò veramente mi incazzo. Ok, allora, dai, sta crescendo su qualcosa, bene. E allora... Rapporti, interazioni, loro giocatore, complimenti per l'ultima partita. Ragazzi, siamo contro il Parma adesso, deluso le aspettative, il Nega Pro si in posizione. Sì, dobbiamo stare attenti comunque. No comment, non ci sono giocatori scarsi. Luigi Apolloni,
Non ho tempo per lui. Non ho tempo per il Apollo. Per il piccolo Apolloni. Dobbiamo vincere. Siamo ancora primi per fortuna. Ah, l'infortunio che te li colpisce il Milan, mi disp. Noi dobbiamo andare in Serie B. Questa è l'unica cosa che conta. Si è rotto a quadro, 4 settimane fuori purtroppo. Test fisici, ok. E si va allo stadio Ennio Tardini di Parma. Ok. Allora, mettiamo Stulek, il piccolo Stulek. Anzi no, mi prendo... voglio provare Melegoni questa volta, il piccolo Melegoni, ok. Cutrone c'è, tutta la squadra è in forma, comunque togliamo a quadro. Modulo lo mettiamo al secondo tempo per ridargli un po' ritmo partita. Però Domizzi sia il posto di Malomo. Ok, la squadra c'è. Andiamo ragazzi. Ah, Dio mio. Mettiamo Capone nel secondo tempo. Che vuole dare un po' di ritmo anche, voglio capire anche le altre trequartisti leali, insomma, se che l'uomo non giocherà oggi, no comment. No, non voglio prima partita non voglio commentare, no, rompermi i coglioni, oh, ma che spazio. Voglio la vittoria, premo con il contropiede. Andiamo a vedere di contropiede contro il Parma, non si sa mai, il Tardini. Cominciamo tranquilli e poi in caso attacchiamo secondo tempo. Il Parma sicuramente è incazzato nero perché vuole assolutamente recuperare, è una squadra assolutamente non da Lega Pro, ma almeno da Serie B. Dai ragazzi. Voglio espugnare l'Ennio Tardini. Mamma mia ragazzi. Primo tempo che se ne sta andando così. Primo tempo bellissimo, no? Un primo tempo eccitante proprio. Ok, alla tattiche. Mettiamo Capone. E mettiamo anche Partagin qua. Che finora ha un po' deluso le aspettative, eh? Vai Fofa. Il Fofa. Vai Clemenza. Melegoni. Vai Melegoni, 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 bellissimo per il Garo. Vai Garo, l'incornata, non ci credo, ma dai, ma non si possono sbagliare sti gol, ragazzi, ma dai. Ma dai. Bravissimo Capone, ha chiamato già la partita Capone. Vai Clemenza, vai Lora, vai Melegoni. Grande, vai, vai Partagin. Melegoni. Vai. Mamma mia! Si è svegliato Ivan! Ivan il terribile, lo chiamiamo così, Fioi. Ivan il terribile, 1-0 Venezia, signori. Attenzione però che non è finita che con l'Alto Adige, sempre in vantaggio, poi ci hanno inchiappettato. Lora, vai Filippo. Vai Lora, vai Lora, vai Lora! Tattiche, cambiamo qualcosa. Allora il morto, proprio Filippo Lora è morto. Mettiamo Francesco Deli. Ok. E aspettiamo per l'ultimo. Togliamo Piantina perché così diamo un po' di riposo, però attenzione, ai ai ai. Il Parma non è morto purtroppo, il Parma non è morto, ma Domizzi la recupera da autentico fenomeno del calcio. Vai Ivan il terribile, Ivan il terribile. Vai Ivan, vai Ivan, Ivan! Mamma mia. Dobbiamo assolutamente recuperare i punti persi in casa con l'Alto Adige e vincere a Tardini, sarebbe fondamentale. Fallo! Non l'ha presa bene Giorgino purtroppo. Ai ai ai. Quanto facciamo il cambio? Facciamo il cambio. Togliamo Piantina e vai di... Ah no, giusto, è vero, scusate, vaneggio del cume. Porca puttana. Ho mangiato il cume, fa anche un po' di vaneggio, è vero, sì, perché ho cambiato.
Speriamo bene, ragazzi. Messina. Gol, 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 gol. Fuori gioco, offside, mangiami il culo, evacuo. Mangiamelo in maniera proprio devastante, mangiamelo. '73esimo. Vai il rinvio del portiere, dai ragazzi, crediamoci, sembra una vittoria importantissima, ma Nunzella recupera quel filo di trota. Fofana, Bianchi, Domizzi. Vai ragazzi, dai, con calma, benissimo, ciò che dovevamo fare, tranquillo, perdiamo un po' di tempo. Sì, portiere, grazie. Bravo Ivan di testa, vai, dai che perdiamo tempo, dai. Un quarto d'ora più recupero, però ancora tanto. Domizzi svetta ancora, Melegoni, Capone. Un buon Venezia, comunque molto tutto italiano quasi. Mamma mia, Zommers fa una buona parata purtroppo. Dai, andiamo a casa, andiamo a casa. Dai, come a Modena, l'1-0 beffardo. Dai ragazzi, dai. Domizzi. Clemenza della Corte. Deli. Melegoni. Al Capone, bellissima per Garofalo, chiudiamola. È ancora Ivan, palo di Ivan. Palo di Ivan, ma puttana trota. Non ci voleva sto palo, potevamo chiuderla. Piantina. Melegoni. Tiro schifosamente schifoso di Melegoni. Capone ancora, al Capone ragazzi. Vai Ivan, dai Ivan, chiudiamola adesso. Vai Ivan da solo contro 4 però. Sono tutti morti i giocatori. Nunzella, ormai la partita è così. C'è un'azione per parte. Bravissimo Bianchi, ma ancora Lucarelli. Bravissimo Garofalo, andiamo ancora in contropiede. Bravissimi, questo gioco che dobbiamo fare contro il Parma lo stiamo facendo sontuosamente. Vai Ivan, l'incornata e Piantina! Doveva uscire, non è uscita per quel che Cube non si ricordava le istituzioni. E c'è il 2-0 di Piantina. E Domizzi, il vecchietto, Domizzi 1-0. 3-0, scusate. Yuhu! Peccato per il pareggio con l'Alto Adige, cazzo, ma vittoria pesantissima. Legno Tardini contro teoricamente una rivale per il primo posto, ma un Parma veramente disastrato in questo momento. Dai ragazzi, andiamo a casa. E si va a vincere allo stadio Ennio Tardini, Parma 0, Venezia 3. E si gode, e si gode, e si gode. Oh, il Padova secondo, cazzo. Allora, la conferenza stampa, la sessione è stata totale. Sì, siamo stati eccellenti. Mi piacerebbe aggiungere la rosa definitivamente. Sì. Ok. Eder ha vinto il premio giocatore del mese e purtroppo Bianchi infortunato per 12 giorni. E Recoba ha detto di stare attenti al Teramo. Sì, staremo attenti in Inghilterra. Grande Recoba, con preparatoria under 19, ce lo compriamo, mi scegliamo in Serie B. Venezia Teramo. Venezia, Teramo, quinto comunque il Teramo, attenzione ragazzi, una squadra che può dare fastidio, poi paradossalmente giochiamo meglio fuori casa che in casa. Cioè. Servono i 3 punti, sto Padova secondo, no, anzi primo con gli stessi punti, non mi piace ragazzi, non mi piace. La dirigenza è contenta. Andrò sulle spese per gli ingaggi, benissimo. Ritenete di prendere Francesco Delli. Formation Bianchi purtroppo si è fatto male. Allora a questo punto possiamo. No, mettiamo Maloma al massimo, mettiamo il secondo tempo. Modulo. Così riprende un po' il ritmo partita. Ok. Allora qua possiamo mettere Al Capone. Ok. La squadra comunque c'è ragazzi, la squadra in forma. Bianchi fuori. Finché la squadra è così in forma, gioca così bene, io non posso rischiare, certo, fare un turnover. Poi siamo in Coppa, siamo in Lega Pro, insomma mi sembra un po' ridicolo, ecco. Finché i giocatori stanno bene, sono al 100% di condizione, 98, 95, bisogna andare a giocare. Vediamo l'ultima partita di questo video contro il Teramo, sarebbe importante chiudere il video con altri 3 punticini. Speriamo bene.
Attenzione su Venezia, però ha una partita in più, però il Padova l'ha pareggiata. Se vinco vado in testa da solo. Comunque l'Alto è una buona squadra, eh. Vabbè. Questa è un'occasione d'oro per andare da soli al primo posto, eh. Buona fortuna ragazzi. E ok. Vai Cutrone, Lora, Filippo Lora. Per Domizzi. Domizzi è rientrato e ci ha fatto anche un golletto, sono troppo contento. Vai Piantina. Stadio però ancora vuoto, dobbiamo fare breccia sui tifosi ragazzi, eh. Peccato Melegoni. Cutrone. Si risveglia Patrick. Mamma che girata. Palo gol, bacia il palo e va in gol. Bravi ragazzi, dai che il Teramo è una squadra in forma, eh. Me l'aveva detto anche i miei osservatori che era stare attenti. E poi anche Recoba, attenzione Jefferson, gollazzo incredibile. Mamma mia, traversa scandalosamente scandaloso di Jefferson. Qua abbiamo rischiato, raga, e anche tanto. Dai raga che ci siamo. Stiamo giocando abbastanza bene, attenzione a Lora ammonito. Jefferson, state attenti a Jefferson, Ilari, gol. Ancora traversa. Devo assolutamente svegliarli, eh. Concentratevi. Primo tempo difficile. Finisce un primo tempo un po' così. Possiamo fare anche meglio. Tattiche. Filippo Lora che ha ammonito lo cambio e mettiamo Diacatefio. Bisogna provare anche questi giocatori qua. Bisogna fare dare ritmo a partita a tutti e vedere insomma quali sono i migliori. Stulak bene, però devo ancora da rivedere. Melegoni non male. Sicuramente i titolari sono forti. C'è Lori che ogni tanto anche lui si perde. Comunque ci siamo ragazzi, dai ci siamo, le possibilità della promozione diretta al primo posto ci sono, eh. Solo che c'ho il campionato vincente sarà durissima. Rossi, rinvio di Rossi. Dai ragazzi, però dai. Aia Domizzi. Bravo Domi. Dai, portiere, grazie. Ok. Domizzi. Domizzi vede bene Al Capone, vai Al. Melegoni. Melegoni, brutto errore di Melegoni. No, questi errori qua non li accetto. Se riesco che riprendere il gol. Mettiamo Stulak. Registrare dato. Un cambio così non lo accetto neanche. Uno errore così non lo posso accettare. Guarda che rischio. Eccolo qua. Mamma mia. Stiamo salvando la traversa e il portiere. Brutto errore di Melegoni, assolutamente scelta tattica. Poi fammi un errore così a centrocampo. Andiamo in contropiede adesso. Serrate le fila. Stiamo soffrendo come dei disperati. Non meritiamo la vittoria, sono sincero. Ho preso 2 traverse più un miracolo del portiere. Siamo in grossa difficoltà ancora. Bravo Stulak, benissimo, grande Stulak. Rosso, De Tullio, buttalo fuori. Yes. Molto bene, possiamo tornare a controllo allora. Ma no, l'ultimo secondo no. E finisce qua 1-0, pesantissimo, ben fatto. E voliamo in testa, Siamo in testa con 5 vittorie, un pareggio, una sconfitta. Andiamo a vedere le classifiche un po' le cose. Venezia in vetta. Eccoci qua, siamo in testa a 16 punti. Jefferson, vede la capocannoniere e il Piantina, anche Piantina a 5, ok.
Poi media voto, mazza, ragazzi, Simone Edera è devastante, grande acquisto del Kuma, anche se in prestito ma lo prendiamo. Cutrone bravo negli assist, uomo partita sempre piantina, lotta inviolata il nostro portierone Facchin, munizioni non ci siamo, vabbè, chi se ne fotte. Ok raga, siamo primi con 16 punti, un punto in più sull'Altorige che abbiamo pareggiato. A questo punto sto pareggio lo rivalutiamo in positivo e niente, fino sotto al comandone veneziano con il Parma incredibilmente che lotta per la retrocessione nei play out. Ciao!